vabbè. Avete chiamato qualcuno? Tutto iniziato da un semplice cestino. Il video appena visto è l'emblema dell'attuale gestione del nostro sistema sanitario. Così non va. Serve una radicale inversione di tendenza. Solidarietà, Ambiente e Lavoro ritiene che la sanità debba essere pubblica, universale, gratuita e laica. Il personale sanitario non può essere celebrato come un eroe durante l'emergenza pandemica e può essere lasciato mal pagato, sotto organico e con il contratto di lavoro scaduto. È necessario 1. Il reintegro dei posti letto di degenza ordinaria e terapia intensiva secondo i parametri europei. 2. Le assunzioni di personale in tutti i profili sanitari e amministrativi fino a colmare le attuali gravi carenze. 3. Il riassorbimento del personale e delle attività esternalizzate. 4. Il potenziamento dei servizi territoriali a promozione della prevenzione. Diciamo insieme: la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda.